Presidente Augusta Carpenè, ci spiega che cos'è ACAT e come funziona? L'ACAT è l'associazione dei club alcologici territoriali con il metodo Udolin. Noi adottiamo questo metodo già da molti anni perché l'ACAT è nata nel 1990 e diciamo il metodo Udolin è un metodo che ha attuato il professor Udolin, che era uno psichiatra jugoslavo. È anche responsabile della clinica psichiatrica di Zagabria. Era anche un consulente per quanto riguardava i problemi alcol correlati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Lui ha scelto, diciamo così, la sua storia è quella che aveva il papà con problemi alcol correlati e ha voluto occuparsi di queste problematiche. Dunque la differenza tra noi e gli alcolisti anonimi, che loro sono nati prima di noi, è quella di lavorare con tutta la famiglia. Noi nel club, che è il nostro cuore dell'associazione, noi club sono il cuore della nostra associazione, dove abbiamo le famiglie che hanno avuto problemi alcol correlati, ci troviamo ogni settimana, un'ora e mezza, e c'è un referente che è il servitore insegnante, noi lo chiamiamo, che è una persona preparata su queste problematiche e che un po' modera insomma le cose che succedono dentro i club. Allora, il problema alcol correlato per noi è uno stile di vita errato, no? Perché la maggior parte delle persone pensa sia una malattia, ma ci sono malattie alcol correlate, cioè malattie che l'alcol provoca, no? Ma in definitiva chi è dipendente, perché è una dipendenza, è una forte dipendenza, l'Organizzazione Mondiale della Sanità l'ha messa una tra le forti dipendenze e quando si instaura questo meccanismo chiaramente le persone non riescono a smettere di bere, soprattutto da sole, ma ci vuole diciamo l'aiuto di qualcuno che li supporti e che faccia diciamo in modo che non si sentano isolate, che non si sentano sole, che non si vergognino, perché qui non dobbiamo mettere da parte la vergogna, perché chiaramente è un problema come tutti gli altri, no? Chiaramente c'è stato anche un bel passaggio, no? Perché se ricordiamo negli anni 60, 50, 60 eccetera, queste persone venivano messe in manicomio perché non c'erano altre soluzioni, no? Quindi quando arrivava alla fine, che insomma sappiamo che l'alcol fa degenerare la persona, queste persone venivano messe in manicomio. Poi piano piano la medicina l'ha riconosciuto, no? Ha riconosciuto questo problema, quindi così si è parlato di malattia, e chiaramente è stato un passaggio importante anche questo, però adesso c'è un ulteriore passo avanti, noi parliamo di stile di vita, quindi quando diciamo alle persone che è importante cambiare il loro stile di vita, da prima con l'alcol a dopo senza alcol. Ci può dare delle cifre, dei numeri che ci danno la misura della diffusione dei problemi alcol correlati nella Sinistra Piave? Allora, nella Sinistra Piave possiamo fare un calcolo benissimo, perché sappiamo che dove c'è la produzione di alcolici, no? Anche il vino è un alcolico che viene prodotto molto nelle nostre zone, sappiamo che il 2-3%, possiamo parlare anche del 4% nella nostra zona, sono molto sviluppati, 2-3-4% sviluppa problemi alcol correlati. Quindi se facciamo circa 220.000 abitanti che hanno il nostro territorio, possiamo parlare tranquillamente di 7.000 persone, insomma, in questo caso, che hanno problemi, che sviluppano problemi. Lei che messaggio vorrebbe mandare a queste persone? Vorrebbe dire che l'aiuto là fuori c'è, è possibile trovarlo e che soprattutto da questi problemi si può uscire?
Sì, la famiglia fa fatica a riconoscere, diciamo, che c'è un problema alcol correlato, no? Sembra che c'è questo cambiamento di umore, le persone sono irritabili, non c'è più dialogo in famiglia, però fa fatica a riconoscere che è proprio l'alcol a determinare questi cambiamenti, no? Perché sappiamo che modifica, diciamo, nella persona, modifica a livello cerebrale soprattutto il comportamento. A queste persone io direi che noi ci siamo, che i club, abbiamo 20 club nel territorio, abbiamo anche un sito dove possono trovare, diciamo, gli indirizzi più vicini, e quindi questo è importante, insomma, no? Avvicinarsi alle persone che hanno già avuto questo problema e che si confrontano per risolvere il loro, insomma, ecco, non c'è niente di cui vergognarsi.